L'ordine come ente sussidiario dello Stato può essere soltanto favorevole a risolvere un problema che si è creato. Spero che sia un'estrema ratio. Per far fronte alla carenza di medici ben venga la delibera della giunta regionale che permette alle ULSS di assumere dottori in pensione a tempo determinato per garantire i livelli essenziali di assistenza. Ma fatta questa premessa, Brunello Gorini avanza due considerazioni. Questa carenza non si è creata in pochi giorni, ma si è creata negli anni, quindi bisognerebbe andare a rivedere un pochettino la programmazione sanitaria che è stata fatta negli ultimi anni, ma soprattutto tener conto che la carenza parla di specialisti, mentre in realtà noi abbiamo diversi medici che non trovano lavoro perché non sono specialisti, in quanto con l'università è una specie di imbuto. Se è vero che c'è il problema del numero chiuso, secondo il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, ci sono altre questioni da tenere in considerazione in questo scenario. Noi abbiamo tanti colleghi che preferiscono, soprattutto di alcune specialità, che sono molto a rischio dal punto di vista anche medico-legale, che preferiscono agire in un comparto più tranquillo di libera professione, quindi ambulatoriale, che non in un reparto a rischio dove può succedere qualcosa e una denuncia ti rovina la vita. C'è poi la questione non meno importante della fuga all'estero dei camici bianchi italiani. Il sistema pubblico non attira più alcune persone, questo lo testimonia la fuga dei medici che ci sono all'estero. Abbiamo reclutatori che arrivano dalla Svizzera, dalla Svezia, dagli Stati Uniti, cioè da altri paesi che vengono a prendere i medici, perché il medico italiano è famoso per avere un'ottima preparazione di base. L'Ordine dei Medici rispolverà così un progetto di qualche anno fa. Del cosiddetto ospedale di insegnamento, dove un collega, come era tanti anni fa, un collega pur non essendo specialista può entrare a lavorare e apprendere e fare la specialità in corso di lavoro.